Sindaco, alle sue spalle dei nuovi mezzi sono inseriti nella campagna Agrigento Pulita, a cosa serviranno? Sì, ci saranno due api a tre ruote, proprio della campagna per il decoro urbano e per la pulizia dell'ambiente. Il progetto Agrigento Pulita è quello che stiamo facendo per le scuole, là si parla di teoria, qua finalmente si parla anche di pratica. Saranno due mezzi che gireranno in continuazione nel centro storico, le vie principali della città, per pulire e spazzare le strade, per raccogliere i sacchetti sparsi, per raccogliere di tutto che può oltraggiare il decoro agrigentino. Penso che sia un'ottima iniziativa, ripeto, saranno in due e gireranno in continuazione per tutta la città. Sindaco, anche nelle scuole Agrigento Pulita continua la sua staffetta da un istituto all'altro, incontra giovani, parla di ambiente, qual è la sua sensazione? Ma la sensazione mia è positiva, è ottimo quello che noi stiamo facendo. Abbiamo visto un grandissimo interesse da parte dei giovani, dai ragazzi, un grandissimo interesse anche sia dai presidi che anche dallo staff e dai docenti, che sono meravigliosi, ci stanno seguendo in tutte le nostre operazioni di istruzione, di educazione ai giovani. Penso che servirà tanto, perché vedo e ripeto tantissimo interesse dai più piccoli, quindi spero che questo possa servire per le generazioni future a inculcare il senso del decoro urbano e del rispetto dell'ambiente.